Capodanno in lockdown e senza festa all'alba del 2021, tra sogni e speranze di normalità, nostro sondaggio tra i cittadini. Nuovo carico per i vaccini in Calabria, arrivate 14.000 dosi, dal 4 gennaio si proseguirà con la somministrazione delle fiale destinate agli operatori sanitari. E allarme nella nostra regione per l'aumento dei contagi. La Calabria è tra le regioni con l'RT superiore a 1, il monito dell'Istituto Superiore di Sanità, l'epidemia resta grave. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato i contratti degli LSU e le più calabresi. Per il sindacato si tratta di un intervento tampone necessaria, sostiene la GUIL, la stabilizzazione. Il tradizionale concerto di Capodanno a Rendano di Cosenza, segnale di rinascita e speranza, il concerto in onda domani sera sulla nostra emittente. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, la nostra copertina con 12 scatti per raccontare un anno difficile. Avete visto anche il finale con il vaccino, con l'arcobaleno della speranza. Un anno, il 2020, che ha cambiato anche il nostro lavoro. Cominciamo con l'editoriale del direttore Attilio Sabato. Abbiamo preferito fare questo collegamento via Skype, perché Skype in questi mesi è stato il nostro punto di riferimento, uno strumento che ci ha consentito di lavorare, di raccontare attimo dopo attimo questo anno terribile, angosciante, pieno di incertezza, pieno di dolore, di sofferenza, di morte, un anno che mai ci saremmo aspettati di vivere. Abbiamo
raccontato quotidianamente le nostre strade vuote, le nostre piazze deserte, i negozi chiusi, saracinesche abbassate, la rabbia della gente, la povertà incipiente, tutto ciò che fa parte, che con una parola racchiude tutto, la pandemia. Ecco, la pandemia terribile. E noi lo abbiamo fatto come sempre, con la nostra onestà intellettuale, con l'ausilio dei nostri straordinari tecnici, giornalisti, tutte le persone che hanno collaborato con noi, che hanno dato vita quotidianamente ai nostri telegiornali, la nostra grande squadra. Noi dobbiamo dire che in questo periodo abbiamo riscontrato un affetto della gente meraviglioso e non finiremo mai di ringraziarla. Abbiamo toccato punte d'ascolto altissime come mai fino ad ora, e questo forse lo si deve anche al nostro spirito di abnegazione, ma anche al supporto che abbiamo avuto dai nostri editori, che non ci hanno fatto mai mancare l'incoraggiamento e la spinta ad andare avanti. Io in questo momento penso a tutte le persone che stanno soffrendo, che stanno combattendo col virus, che stanno in qualche modo cercando di recuperare la loro vita. Penso anche ai sanitari, ai medici, agli infermieri, agli OSS che lavorano costantemente nei nostri ospedali, che sono ridotti al lumicino per via di una serie di errori commessi in questi anni. Voglio ricordare che in 10 anni sono stati chiusi 18 ospedali in questa regione per il piano di rientro. Siamo ad inseguire le idee dei commissari che cambiano a distanza di tempo l'uno dall'altro, ma senza mai restituirci quella serenità di un sistema sanitario che avrebbe dovuto e deve garantire tutti, il diritto alla salute. Ecco, quello che chiedono i calabresi. Poi un pensiero a coloro i quali hanno perso il posto di lavoro e agli altri che invece, tanti altri che non sono mai riusciti ancora ad entrare nel mondo del lavoro. Una regione difficile che ha subito anche il peso del contagio, un contagio che ogni giorno fa segnare dei numeri che a volte sono allarmanti, in altre invece meno pesanti. Cosa dire? Noi abbiamo sempre lavorato con uno spirito d'abnegazione, nessuno di noi, e questo lo dico con orgoglio, ha mai rinunciato a raccontare, non si è mai tirato indietro. Questo indice di grande professionalità. Tutta la squadra, e qui lo voglio dire ai nostri telespettatori, tutta la nostra squadra, tutti coloro i quali ogni mattina si ritrovano a Teleuropa e progettano, programmano, guardano quello che è il palinsesto del giorno, perché non ci siamo mai fermati, non abbiamo mai avuto paura, pur rischiando molte volte, ma questo è il nostro modo di concepire questo mestiere, che viva Dio ancora c'è, è forte, esiste e fa la differenza. Ecco, un grazie di cuore a quelli che ci hanno dato il loro consenso, a quelli che ci hanno fatto crescere come indici d'ascolto, premiando la nostra semplicità, la nostra genuinità, il nostro senso del dovere e il nostro obiettivo primario che abbiamo sempre inseguito, quello cioè di informare i nostri telespettatori. Si chiude questo 2020 terribile, terribile in tutti i sensi, si apre un nuovo anno, il 2021. Speriamo che ci restituisca quella serenità che abbiamo tutti perso, che ci dia la possibilità di tornare a assaporare la bellezza della vita, attimo dopo attimo, istante dopo istante, recuperare il sorriso, gli abbracci, il calore dell'altro, perché ci è mancato tantissimo. È un giorno particolare questo 31 dicembre 2020, il giorno in cui ci siamo resi conto di aver perso in questo anno quello che è la cosa più grande, l'affetto, lo stare insieme, il volersi bene. Ecco, noi vi vogliamo bene e ve lo dimostreremo anche nell'anno che sta per aprirsi. Buon anno a tutti.
E noi proseguiamo, lo avete sentito, il direttore ha parlato di questo anno che si chiude senza le feste a cui siamo abituati, e l'auspicio per il 2021 è che si possa davvero tornare alla normalità, così come ci hanno detto stamattina tanti cittadini a Cosenza. Vediamo. Da Juan a Codogno, i mesi del lockdown, la pandemia mondiale e oggi i vaccini con la luce in fondo al tunnel. 12 mesi terribili, chi mai potrà dimenticare questo 2020, un anno strano, pesante, scandito da ansie, preoccupazioni, sacrifici, nuove ingombranti abitudini. Speriamo in qualcosa di migliore per noi, per chi ci sta vicino, per le persone a cui vogliamo bene sicuramente. Si sono perse parecchie persone, È stato un anno bruttissimo ma di tutti i punti di vista. Speriamo che la cosa finisce subito e questo vaccino sarebbe un vaccino notevole e buono per tutti quanti. Che cosa ti aspetti? Di ritornare al più presto a stare insieme ai nostri cari, perché ci manca più che altro il calore di passare le giornate insieme a chi vogliamo bene. Spero qualcosa di meglio, ovviamente. Da quando ricordo io penso che sia stato il peggior anno. Che si possa tornare alla normalità, senza dubbio. Qual è il pronostico per il 2021? Beh, sicuramente è quello di tirarci fuori da questo brutto momento della pandemia. Credo che insomma ci sono tutti i presupposti, dovremmo essere obiettivamente vicini, ovviamente cercando di salvaguardarci ancora fino a quando non ne saremo completamente fuori. Bisogna essere ottimisti, no? Avere fede nel 2021 e sono certo che avremo un anno migliore rispetto a quello che abbiamo trascorso. Il 2021 certamente sarà meglio del 2020, cioè peggio, giuro che è veramente impossibile. È stato un 2020 molto difficile. Molto, specialmente per il lavoro. Molti di noi abbiamo perso il lavoro e anche per la serenità in famiglia, perché specialmente perdendo il lavoro si è perso anche quello. Che cosa farete questa sera? Come siete organizzati? Questa sera a casa abbiamo purtroppo questa spada di Damocle delle 10, per cui rigorosamente a casa. Ho la fortuna di avere l'altra figlia che abita sotto casa mia e quindi ci sentiremo e ci vedremo dalla terrazza. Questa sera niente, sto a casa con i familiari, non si può fare nient'altro, solo con la mia famiglia. Stasera sono a casa con i miei, rispettiamo le regole che il Premier ci ha dato. Mi aspetto che sia un buon anno per tutti, che soprattutto passi tutto e siamo pronti a ricominciare. Abbiamo rallentato, siamo cambiati. Questo 2020 ci ha dato la possibilità di riscoprire l'importanza delle piccole cose. E allora, con la convinta speranza che l'ora più buia possa finire con lo scoccare dell'ultima mezzanotte del 2020, vi auguriamo che il 2021 sia la nostra grande e nuova alba. Siamo ai numeri della pandemia, il bollettino quotidiano. Oggi in Calabria c'è una lieve flessione dei numeri, un lieve calo dei contagi, restano però numeri abbastanza alti, vediamo. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati 3.105, 402 i nuovi positivi, in particolare 141 a Cosenza, 51 a Catanzaro, 4 a Crotone, 42 a Vibo e 164 a Reggio Calabria. Per quanto riguarda i ricoveri, 243 il reparto e 18 nelle terapie intensive, 4 i decessi. C'è dunque una recrudescenza dei contagi perché i numeri, lo avete visto, sono in aumento. La curva del Covid-19 torna a salire nella nostra regione. Preoccupano soprattutto i focolai del Vibonese e del Reggino, dove si contano centinaia di casi positivi, e poi ci sono ancora molti tamponi da effettuare e analizzare. Anche in provincia di Cosenza, situazioni da monitorare a Castrovillari e sullo Ionio. Vediamo. I contagi a Piscopio hanno toccato quota 300 e ancora ci sono tamponi da analizzare. Un dato impressionante per una frazione che conta circa 2000 abitanti. Il Covid-19 si è insinuato nella comunità, favorito da comportamenti non in linea con le regole imposte dai PCM e con il buon senso che avrebbe dovuto caratterizzare il periodo delle festività.
L'area è in zona rossa dal 28 dicembre, ma la situazione è in continua evoluzione perché le positività continuano ad emergere nei nuclei familiari e tra i contatti stretti. Crescono i contagi anche a San Gregorio di Pona e a Fabrizia. Anche nel Reggino sale il numero delle positività, a Locri e Bovallino in particolare, dove i contagi sono raddoppiati nelle ultime ore. Contagiato anche il primo cittadino di Locri, Giovanni Calabrese, che si trovava già in isolamento nella propria abitazione. Il sindaco è sintomatico. Anche a San Luca c'è preoccupazione per un focolaio ancora da circoscrivere, 37 casi attivi e più di 50 tamponi ancora da analizzare. Qui il contact tracing sta funzionando grazie alla collaborazione di uno dei primi positivi che ha contribuito a ricostruire la catena dei contatti. A Rosarno è stato il sindaco Idà a fornire dati relativi agli ultimi giorni, piuttosto allarmanti. Anche dal drive-in effettuato nell'area non emergono notizie rassicuranti, ci sarebbero 200 nuove positività. La recrudescenza del contagio coincide con un aumento dei tamponi effettuati, ieri 3.200, e con l'incremento, seppur ancora limitato, dei ricoveri nei reparti di medicina Covid e terapia intensiva. Nel Cosentino è l'area di Corigliano Rossano a far segnare i numeri più alti, con 35 soggetti positivi, 26 a Castrovillari tra drive-in e laboratori privati, 19 a Cosenza, 9 a Di Pignano e 7 ad Acri. E c'è una notizia: un insegnante e un bambino della scuola dell'infanzia di Isca sullo Ionio sono risultati positivi al Covid-19. Per questo motivo il sindaco del comune ionico, Vincenzo Mirarchi, si è mobilitato insieme al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, inviando gli elenchi dei bambini, personale scolastico e docente che frequentano la struttura per la predisposizione dei tamponi molecolari. Nei prossimi giorni il Dipartimento contatterà i genitori dei bambini interessati e il personale per l'esecuzione dei tamponi. Fino ad allora, consiglia il primo cittadino, è opportuno mantenere l'isolamento fiduciario ed evitare i ricongiungimenti familiari nei giorni di festa. Arrivate anche in Calabria altre 14.000 dosi del vaccino Pfizer. Nel servizio che vedrete le consegne delle fiale a Cosenza e Crotone. Sono arrivate oggi in Calabria altre 14.000 dosi del vaccino anti-Covid. Ecco l'arrivo delle fiale all'Annunziata di Cosenza. Il furgone, scortato dai carabinieri, è arrivato questa mattina. Dal 4 gennaio in tutta la Calabria si proseguirà con la vaccinazione del personale sanitario. Le dosi del vaccino sono state consegnate nei centri individuati alla Regione, ossia i 2 ospedali di Catanzaro, nei nosocomi di Crotone, Reggio Calabria, Vibo e Cosenza. E tanta emozione nella città pitagorica, dove poco prima delle 10 è arrivato il primo carico di vaccino anti-Covid. Il pacco proveniente da Catanzaro ha viaggiato sul furgone scortato dalla Polizia di Stato. A prendere in consegna le 1.170 dosi destinate al personale sanitario è stata Maria Antonietta Guido, responsabile della farmacia ospedaliera dell'ospedale San Giovanni di Dio. Sono davvero emozionata, ha detto, stiamo facendo la storia. Con lei anche il direttore generale facente funzioni dell'ASP Francesco Masciari e il direttore sanitario dell'ospedale Lucio Cosentino. E siamo alla pagina del lavoro, il lavoro precario in Calabria. Parliamo di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. È arrivata l'attesa, l'agognata proroga, però il sindacato, in particolare la UIL, dice c'è bisogno di stabilizzazione. Vediamo. Per i lavoratori LSU e delle più calabresi c'è la proroga dei contratti fino al prossimo 31 marzo. Il Consiglio dei Ministri ha infatti inserito un articolo ad hoc nel decreto 1000 proroghe, ma per i sindacati la proroga non è la soluzione alla vertenza dei precari calabresi che si trascina da anni. La vicenda dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Calabria non può essere strumentalizzata dalla politica. Questa parte importante del mercato del lavoro calabrese non può scadere nel terreno della lotta politica tra partiti di maggioranza e partiti di opposizione. Questo vale per il piano nazionale, vale per la politica regionale. La proroga dei contratti fino al 31 di marzo prevista all'interno della legge di bilancio non è la soluzione alla definitiva stabilizzazione di questi lavoratori. La vera risposta alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che ancora non sono stati stabilizzati nei comuni la devono dare i sindaci che in questi anni ancora non hanno stabilizzato questi lavoratori. Nel 2021 lo devono fare perché il lavoro che è stato fatto in questi anni dal sindacato e dalle nostre categorie ha permesso deroghe ai vincoli normativi nazionali che
impedivano la stabilizzazione di questi lavoratori. Quindi il 2021 deve essere l'anno in cui i sindaci che non hanno ancora stabilizzato questi lavoratori che svolgono un ruolo importante all'interno dei comuni a servizio della comunità devono essere coerenti con quanto hanno detto in questi anni, devono procedere alla stabilizzazione di questi lavoratori, così come il 2021, e verificheremo che accada, deve essere anche l'anno che quei sindaci che hanno stabilizzato i lavoratori socialmente utili di pubblica utilità attraverso la contrattazione col sindacato si attivino a migliorare le condizioni di questi lavoratori che sono una risorsa importante per la Calabria. I forestali calabresi dimenticati dal governo è quanto afferma l'assessore regionale al welfare Gianluca Gallo, che chiede il rilancio del settore. Vediamo. I forestali calabresi ancora una volta sono stati dimenticati dal governo centrale. L'emendamento presentato da alcuni deputati di Forza Italia, ma anche altri interessamenti da parte di altri parlamentari, senatori di Forza Italia, non ha avuto esito perché l'emendamento è stato bocciato. Questo emendamento prevedeva la ricostituzione del fondo di 130 milioni di euro che il governo annualmente destina alla forestazione calabrese. Quest'anno sono stati solo 90 nel 2020 e saranno 90 anche nel 2021. Chiuderemo il 2020 avendo pagato, grazie anche all'intervento dell'INPS, i forestali calabresi, ma avremo un disavanzo di 20 milioni di euro. Il prossimo anno, se non sarà ricostituito questo fondo, probabilmente i problemi aumenteranno. C'è stato per la verità un ordine del giorno presentato da alcuni deputati di Forza Italia, primo firmatario l'onorevole Francesco Cannizzaro, che ha impegnato il governo a destinare 40 milioni di risorse del governo centrale alla forestazione calabrese, oltre i 90 già destinati. Noi confidiamo che nei prossimi provvedimenti che il governo approverà, visto che nella legge di stabilità non è stato possibile, ci possa essere la ricostituzione del fondo di 130 milioni. Fino a quando questo non sarà, esprimiamo grave preoccupazione perché vorremmo l'attenzione giusta verso un comparto, quello della forestazione calabrese, che riteniamo nevralgico per lo sviluppo, un'attenzione che sia adeguata e che ci consenta di programmare il futuro, un futuro che sarà naturalmente di reale sfruttamento a fini pubblici e non a fini privatistici e soprattutto a favore di alcune consorterie criminali, come è stato in questi ultimi decenni, del grandissimo patrimonio boschivo calabrese, che credo possa essere una risorsa per ognuno di noi. E c'è un altro settore che è andato avanti con soluzioni tamponi in Calabria, parliamo dei rifiuti, ora lato Cosenza 1 che è ancora alla ricerca di una soluzione per l'emergenza rifiuti in provincia, continua le interlocuzioni per individuare un sito dove realizzare l'ecodistretto e la discarica di servizio, ma servirà ancora del tempo per mettere tutti d'accordo e rendere il territorio autosufficiente. Vediamo. Il punto 3 dell'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea del lato Cosenza 1 non è un argomento qualunque. La discussione sulla documentazione conclusiva riguardante l'incarico di commissario ad acta per l'individuazione del sito dove ubicare l'ecodistretto della provincia di Cosenza e la relativa discarica di servizio va avanti da mesi, ma di volta in volta ogni sito individuato viene scartato per vari motivi, dalla inidoneità per le caratteristiche morfologiche o le difficoltà logistiche, più spesso per le resistenze delle comunità interessate. Un impasse da sbloccare al più presto, perché l'emergenza rifiuti in Calabria e in provincia di Cosenza in particolare non cesserà finché ogni territorio non diventerà autosufficiente. Sì, si parla di Grimaldi, ma oggi si dice anche che c'è necessità di un confronto con la regione Calabria per capire come si è arrivati a questa individuazione. Va visto se il sito è davvero idoneo, va fatta anche un confronto con le comunità di riferimento, nel caso specifico con il comune di Grimaldi e il comune di Altilia. Ma voglio dire, ci sono cose che vanno condivise, vanno comunque quantomeno affrontate insieme, perché solo insieme noi riusciamo poi a dare le risposte al territorio e a tentare di far modificare e decollare una regione che merita tanto e tanto altro. Anche in questo caso, come è successo per la costituzione dell'autorità idrica, servirà la collaborazione tra i sindaci e la regione. La Calabria su alcuni temi comincia ad uscire dal commissariamento. Per l'idrico eravamo in commissariamento,
Per anche i rifiuti è più o meno la stessa cosa. Oggi invece con le ATO che ci sono non si è più nell'amministrazione commissariale, ma si comincia a guidare un percorso, e lo si fa attraverso gli amministratori e attraverso i sindaci. Secondo me questo è il segnale più importante ed è anche il dato politico che emerge. L'amministratore che si fa carico dei problemi e prova a individuare un percorso per risolverlo. Parliamo dei botti di Capodanno perché nonostante i divieti e le restrizioni molti saluteranno il nuovo anno con i fuochi d'artificio. L'uso incauto di tali fuochi però può causare lesioni gravi e rappresentano un pericolo per gli animali. Vediamo. I numerosi sequestri di fuochi d'artificio illegali negli ultimi giorni anche in Calabria confermano il fatto che, nonostante i divieti e le restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica, ricordiamo che dalle 22 alle 7 vige il coprifuoco, anche quest'anno nella notte di Capodanno non mancheranno i botti. Spesso si tratta di pericolosissimi petardi artigianali. L'uso incauto di tali fuochi può produrre lesioni gravi e rappresentano un pericolo per gli animali. I nostri amici a quattro zampe hanno una percezione del suono totalmente diversa, percepiscono tutti i rumori in maniera molto amplificata. I botti, essendo dei rumori percepiti in maniera amplificata rispetto al nostro orecchio, nei cani e nei gatti vanno a instaurare delle alterazioni che possono portare come conseguenza primaria a quella che è la paura. La paura scatena degli stati ansiosi che possono poi portare a delle conseguenze indirette. In un soggetto sano le conseguenze possono essere fondamentalmente la paura, quindi degli animali che si vanno a nascondere, che scappano, che possono anche tendere a mordere il padrone. Invece le conseguenze possono essere molto più gravi in soggetti che presentano delle patologie. Per questo motivo che noi vi vogliamo dare dei consigli per poter fare stare più tranquilli i vostri amici a quattro zampe, così che non abbiano delle problematiche. Quindi quali sono le cose che possiamo fare? Sicuramente tenere il cane o il gatto in casa, chiudere in maniera corretta porte e finestre. Un altro consiglio potrebbe essere quello di alzare leggermente il volume di un televisore per mascherare un po' il suono dei fuochi d'artificio e sicuramente stare molto vicino ai nostri amici a quattro zampe. Adesso parliamo di cultura. Marcello Fonte al Kaulonia Tarantella Festival, edizione condizionata dalla pandemia. L'attore Reggino, Palma d'Oro a Cannes, ospite della Kermesse. Vediamo. 3 giorni di Kaulonia Tarantella Festival, quest'anno denominata Calabria Ultra, il mega evento diventato un simbolo della cultura popolare, rivisitata e modernizzata, anche quest'anno è andato in scena con tutte le restrizioni del caso, accreditati solo giornalisti e alcuni esperti, ma visibile su molte piattaforme. La tecnologia dunque al servizio dell'arte per esaltare talenti, e questo è avvenuto nella Kermesse kauloniese, cominciata con il grande Mimmo Cavallaro, proseguita con la Faragualla, band, gruppo pugliese molto originale, e conclusa ieri con l'organettista campione del mondo Alessandro Gaudio, il percussionista e batterista Gianluca Peruzzo e l'attore Marcello Fonte, che con Dogman di Garrone ha fatto incetta di premi a partire dalla Palma d'Oro a Cannes. Fonte, talento assolutamente naturale della recitazione, si è lanciato ieri in monologhi brevi ed efficaci, improvvisando molto e creando un graditissimo effetto calamita. È stato se stesso e ha esaltato le tradizioni, dando priorità al ruolo della famiglia. Tra sociologia, attualità, efficace, un passaggio sul Covid e ricordi d'infanzia, Fonte ha semplicemente emozionato, e riuscire a farlo senza pubblico è senz'altro un miracolo. La Kermesse ha visto la direzione artistica del regista Mimmo Calopresti e il coordinamento di Carlo Frascà. Da Kaulonia Cosenza, l'Associazione Culturale Polimnia ha promosso un concerto di Capodanno che si è tenuto al Rendano di Cosenza e che sarà trasmesso sulla nostra emittente domani sera. Vediamo. Il 2020 volge al termine, è stato un anno di restrizioni e disagi, funestato dalla pandemia che ha portato nelle città silenzio, paura, solitudine e crisi in tutte le attività.
Uno dei settori più colpiti è stato sicuramente quello degli spettacoli e della cultura. Tanti artisti hanno reagito inventando un nuovo modo di comunicare e grazie anche alle nuove tecnologie. A Cosenza il Teatro di Tradizione Alfonso Rendano ha accolto l'iniziativa dell'Associazione Culturale Polimnia dal titolo Concerto di Capodanno. Questo concerto sarà un racconto delle opere, un racconto tra musica e parole. Non ci sarà il consueto brindisi che conclude di solito i concerti di Capodanno. Abbiamo pensato che non era il momento giusto. Terminerà con un brano di speranza. Abbiamo in cantiere tante attività, tanti progetti e siamo pronti appunto a riprendere la programmazione interrotta per le attività previste per il restauro del sipario storico del nostro bellissimo teatro. Il concerto è stato patrocinato dall'amministrazione comunale che ha voluto dare anche attraverso la musica un segnale forte di speranza ed un augurio di rinascita. Abbiamo voluto confermare anche quest'anno il concerto di Capodanno nel Teatro Rendano perché vogliamo dare un segnale. Lo abbiamo fatto anche nella città, allestendo gli spazi liberi con luci artistiche, con luminarie, con questa idea che ci ha sempre accompagnato della bellezza. Io ringrazio Luigi Pastore, ringrazio i musicisti che hanno voluto offrire ai cittadini di Cosenza questa opportunità del concerto di Capodanno, e quindi è un segno anche di augurio per quest'anno che verrà, che deve essere un anno di normalità, ma anche un anno dove noi offriamo il meglio che possiamo, perché le città vivono con le migliori aspirazioni degli uomini, dei giovani, e quindi si trasformano e diventano belle città se sono belle anche le persone che vivono nelle città. Noi vogliamo dare un messaggio positivo alle persone, ai cittadini e soprattutto ai giovani. Il concerto di Capodanno sarà trasmesso da TEN il 1 gennaio alle ore 20:30. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ci avviamo alla fine dell'anno con tempo instabile ma in miglioramento. Tuttavia il miglioramento sarà solo temporaneo perché andrà instaurandosi infatti un regime di variabilità del tempo per il susseguirsi di una serie di perturbazioni alimentate da aria più fredda. Domani residue possibilità di piovaschi su Alto Tirreno, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature stazionarie o in locale lieve aumento. Domani ancora mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio, a tratti calmo il Golfo di Cogliano sotto costa, venti che si disporranno dai quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a Michele Cava in regia, a Giuseppe Costanzo in messa in onda. Noi vi auguriamo buona fine e buon inizio del 2021, arrivederci.